questa wood. Bene ragazzi, qui è Savud e siamo tornati nella hardcore di Minecraft. Questa dovrebbe essere l'ottava puntata, stiamo tra l'altro morendo di fame. Nel mentre che mangio vi inizio a fare un discorsino. Allora, innanzitutto però prima vi faccio vedere. Guardate, allora, qua ho fatto questa casa qua. Qui ne ho aggiunto una dove ho messo tutti i materiali preziosi che abbiamo trovato da quando siamo andati in miniera. Poi qui ho messo invece tutte le merdate. Qui avevamo già fatto il pozzo dell'acqua. E guardate cosa ho fatto nel mentre che voi non guardavate, perché non ho registrato quel pezzo. Sono andato a prendere il legno e ho fatto il piano di sopra. Ho fatto il piano di sopra, si sale da qui. Ecco qua. Se ve lo faccio vedere, non c'è un cazzo, c'è semplicemente una specie di balconcino dal quale possiamo headshottare Herobrine, se si fa vedere. Qui ho messo gli utensili che praticamente sono inutili. E qui ci sono le cibarie perché c'è la dispensa menedù. Allora, cosa volevo parlare? Allora, innanzitutto bisogna andare a vedere bisogna trovare il diamante, ragazzi. Bisogna trovare il diamante. Qualcuno sta camminando qua fuori. Uno scheletro. Vieni qui. Eccoti qua. Usciremo Deu. Ecco qua. Ok. Dicevo, bisogna andare a trovare il diamante perché così possiamo fare andare a prendere l'ossidiana e andare a visitare il Nether. Perché comunque diciamo che è uno degli obiettivi primari di questo gioco, andare a uccidere il drago. Cioè teoricamente è quello. Anche se poi magari con le prossime cose mi sa che devo fare un'altra spada di ferro, ragazzi. Facciamo una spada di ferro. Ah, allora, quello di cui volevo parlarvi. Facciamone due. Ma perché faccio ogni volta così? Questo è un piccone di ferro. Facciamo un altro. Così ce l'abbiamo per là. Questa spada di ferro. Ma se io metto la spada di ferro e un altro blocchetto di ferro non si aggiusta manco per un cazzo. E se metto due spade di ferro? Vabbè, questa non è una spada. Vabbè, comunque. Allora, così. Così. E prendiamo la spada di ferro. Così. E ne prendiamo un'altra. Poi il ferro lo possiamo rimettere qui. Oh, nevica, un negonda. Minchia, Natale. Non si bere una pizza. Non si vede una pizza. Infatti lo sapete cosa facciamo? Dormiamo. Così mattina dopo magari non sarà... Ah, volevo dirvi, se sentite un piccolissimo fastidio nelle... Ah, ho smesso di dormire. Se sentite un piccolissimo... Beh! Non si muoveva più. Qualcuno brucia. Se sentite... Ha smesso di... Beh, sei venuto a trovarmi? Addio. Se sentite un piccolissimo fastidio mentre registro nel microfono, tipo... Penso che ci siano formiche dentro il microfono. Non lo so, non credo che ci siano formiche, però... diciamo che... Ah, torce mi servono, mi sa. Ah no, ne ho 64 più 15, ok. Facciamo una cosa, organizziamolo in questo modo. Così è tutto organizzato. When you try your best but you don't succeed. Bellissima quella canzone, Fix You dei Coldplay. Se non la conoscete andate ad ascoltarla. Allora, possiamo riandare in miniera. Se sentite quel piccolo fastidio, sappiate che praticamente... Sapete cosa faccio qua? Sistemo un pochettino. Sappiate che è il microfono sgrauso, perché come voi sapete... Il live li registro col microfono che ho attaccato al PC, che è un microfono diverso rispetto a quello che invece uso per fare i commentari. Con questo fatto, praticamente, che il microfono è una merda, questo microfono qui fa... Cioè comunque l'ho comprato da poco, cioè da poco relativamente, l'ho comprato fa inizio estate, perché mi sarà rovinato l'altro. Quindi, ok, bene, così va già un po' meglio. Andiamo. Diciamo, però lo sapete che secondo me anche qua è meglio organizzarlo meglio, perché non si capisce un cazzo. Dai, intanto che faccio la cosa vi dico... Intanto che faccio l'entrata vi dico questa cosa qua, perché altrimenti mi interrompo sempre se succede qualcosa.
Quindi avevo comprato questo microfono a inizio estate, l'avevo pagato, cioè questo microfono, queste cuffie e microfono a inizio estate, l'avevo pagate più o meno 12 euro. Tant'è che poi anche il Pioco, siccome erano molto buone, anche lui se le volute comprare, però alla fine non c'erano, quindi se ne prese altre, come mi sa che abbiamo spiegato in un video. E quindi sì, dopo un po' ovviamente è una cosa che paghi 12 euro, non è che ti dia tutta sta grandissima qualità, lo hacker che bontà. Quindi ho deciso di comprarmi delle cuffie. Le cuffie che andrò a comprarmi, non mi ricordo il nome, però sono un modello di Logitech che hanno il Dolby in 7.1 e dovrebbero costare nel sito della Logitech costano sui 129 euro se non sbaglio, 130. Ma io dovrei prenderle a 90, mi sa, su Amazon, una cosa del genere. E sono contento perché probabilmente dopo riuscirò a giocare meglio i giochi tipo Counter-Strike, che alcuni giochi non supportano il 7.1, però comunque quelle 7.1 hanno integrato il 5.1 perché ovviamente se hanno 7 punti uscita ne avranno per forza anche 5 e quindi va bene così. Vediamo un pochettino. Qui possiamo anche fare così e lasciarlo così. So che mi dà fastidio questo contrasto di pietra liscia e pietra merda, però va bene così. Quindi non vedo l'ora di avere le nuove cuffie perché sinceramente penso che possano essere una gran figata. E quindi avrò anche un microfono sicuramente più bello. E questo andrà a giovare ai commentari e a tutto. Perché però questo non mi piace qua così. Infatti facciamo così. Oh là, bella così. Oh, così almeno è un po' ordinato per uscire. Ok, possiamo scendere ragazzi. Possiamo scendere, guardo l'ora. Sono le 5:02. Registriamo fino alle 6. Sì, vabbè, certo, fino alle 6, fino alle 5:10. Cazzo stavo dicendo? Questa puntata e poi la chiudiamo. Allora, lì abbiamo appurato che non c'è nulla di interessante. Però siccome io sono un curiosone, vado subito a vedere. E ci cado, infatti. Ah, tra l'altro nei vecchi video ci sono stati problemi di rendering per colpa di Sony Vegas. E come ben sapete, perché l'avete visti, era tutto nero! Tutto nero nei punti miniera. È stata una cosa che ragazzi mi ha fatto girare la minchia a livelli non stratosferici, di più. Una cosa che veramente... Qui non mi ricordo se ci siamo già stati ragazzi. Minchia, le triple! Le triple! Venite. Triple feed. Su quello ho fatto il marker però, cazzo. È una tripla rovinata. Allora, qui non ci sono ancora avvenuto. Quindi direi anche che possiamo mettere una torcia qua. Volevo vedere qua sotto cosa c'è. Qui si ricongiunge lassù. Invece qua sotto continua. Che ragazzi ho trovato una caverna troppo bella. Voglio andare a prendere i diamanti però. Quindi andiamo a seguire il canyon. Ferro. Vabbè non me ne faccio un cazzo per ora. Andiamo a seguire il canyon che c'è dall'altra parte. Poi allora, prossimi acquisti. Dopo le cuffie penso di fare un... Muori. Dopo le cuffie penso di andare a prendere... Ma qui non c'era un cazzo, non l'avevo mai esplorato. Però hai rotto la quaglia, Allora qua, sì, ci siamo già stati ed era nell'altro punto dove ci stavamo perdendo. E qui invece... Azzu merda bue. Vieni qua che ti spacco l'ano. Grazie. Prossimi acquisti, dopo le cuffie penso un mouse. Sicuramente il mouse perché la tastiera da gaming ce l'ho già, mentre il mouse
lo stesso, però non è un mouse che... cioè, è un mouse da gaming, ma non è niente di particolare, quindi non potrebbe essere qualcosa di meglio. Ah! Ah! Ragazzi, ho appena scoperto una cosa sostanziale. Guardate, vi ricordate che all'inizio c'era un canyon, che era là in fondo? Se magari riesco ad andarci. Allora, all'inizio, nella puntata dove avevo paura dei... dove avevo paura degli Enderman, ero andato là in fondo, dove c'era questo canyon qua. Non so se vi ricordate. Sì. C'era questo canyon qui, che pensavo fosse diverso dall'altro, perché io c'ero arrivato da qua sopra. Invece ho appena scoperto che era lo stesso. Vediamo un pochettino. Però dove c'è la lava non ci siamo ancora andati. Quindi si potrebbe trovare il modo di scendere. E quindi praticamente quando noi eravamo qua, cioè io ci ho messo anni per tornare e questo era un posto per salire a casa. Ma va a cagare. E allora a questo punto vi dico che qui mettiamo tante torce in modo che si capisca che si può passare. Infatti io questo l'avevo identificato probabilmente come un punto a morto. Salve signor Enderman, fammi passare per non farti guardare, testa di merda. E infatti era un punto morto. Guardate come mi guarda, figlio di puttana. Togliti. Ma io ti voglio ammazzare, succede qualcosa se ti voglio uccidere? Oh my god. Ok, vabbè, se n'è andato, quindi possiamo stare tranquilli, lol. Ok, quindi possiamo anche vedere da qui dove eravamo. Ok, da qua si scendeva. Cioè, ragazzi, ma vi ricordate le ore a fare avanti e indietro qui per cercare il posto? Oh, cazzarolla! Proprio detto alla sarda. Esplode. Boom. Grazie per il carbone. C'è di tutto qua dentro. Oh merda, oh merda, oh merda. Allora, tu hai rotto le squagliers. Morì. Un Enderman. Bella così. Fanno danno fasti diversi. Qua invece c'era lo stesso un pezzo di... Ecco infatti. Qui è dove avevamo fatto tutta la stradina. Però noi adesso dobbiamo scendere. Giù giù giù. Ti faccio cadere. Devo scendere giù. Dove si passava? Bisogna trovare la strada che ci faceva andare nella parte di giù della canyon. Lì c'è ancora l'Endermerd. Probabilmente era questa, eccola qua. Oddio, si è bloccato. Che cazzo succede? Vabbè. Ecco, sì, era questa qui, la parte più giù. Ma che cazzo è il covo di Endermerd? Ma... Puttana, meno male che c'era l'acqua. Boom. Ok, adesso però io direi, prima di fare cagate, facciamo la scala per salire. E la faccio in modo molto visibile, così, guardate. Tanto di pietra ce n'è a volontà. Allora, qua c'è il ponticello, quindi qui facciamo la scala, la strada. Andiamo a buttarci nell'acqua che... Oddio, c'è un cavalcastronzo. Vai nella lava, bravo. Ok, quindi adesso possiamo fare esattamente questo. Però siccome... Beh! Siccome la voglio fatta bene. Anzi, cioè non è che la voglio fatta bene, la voglio molto visibile. La facciamo così, guardate, tutta chiusa.
Così non c'è rischio perdita. Mettiamo una torcia ogni 2. Così vedete che già me lo ricordo che qua si passa. Ok, bella per me. Va a cagare, va. Qua però non va bene. Bisogna andare a cercare i diamanti, ragazzi. Ho sbagliato qui. A che livello siamo? 15. Minchia, è basso, eh. Cosa ho fatto? Ho fatto uno screen. Ho sbagliato. Devo premere F3. Ho premuto F2. Bella. Comunque andiamo ancora più giù. Secchio d'acqua per me. Vabbè, quest'acqua dai, non è che mi dà troppo fastidio. Basta che passo da qua. Rido se sbaglio, poi non prendo la fonte e finisco sulla lava. Allora, qua possiamo mettere un blocco. Boh, ma sta acqua che rompe la quaglia? Lì ci sono diamanti, ne sono sicuro. Bella così. Io andrei prima a tappare quell'acqua. Grazie corrente che mi spingi, però adesso vai via. Basta. Qui pure mettiamo una torcia, raga. Poi vediamo dopo il mouse che cosa mi posso comprare. Vabbè, dopo il mouse arriveranno Assassin's Creed Black Ops 2, su quale farò le serie probabilmente. Probabilmente farò la serie su Assassins e probabilmente farò anche quella su Black Ops 2, che magari sarà un rotto con merda perché potrebbe andare bene. Però io la voglio prendere la redstone. Ecco qua. Minchia ragazzi, se andavo poco a poco avanti ero proprio che nella merda. Mettiamo acqua. Mi stava trascinando nella lava, vedete? Fail. Oddio, di sabuta. Avevo timore che non ci fosse più una minchia. Invece, come potete vedere, abbiamo trovato un buchetto. Altrimenti avrei scavato ancora più in fondo per la bedrock proprio. No, il peggio minatore. Allora ho paura di infiltrarmi qui perché c'è l'acqua. Quanta redstone. L'acqua. Ma come fa a uscire da qua acqua? Ok, controlliamo l'orario. Sono le 5:12. Quindi ragazzi, io metterei delle torce e andrei a vedere che cosa c'è là. Andrei a vedere cosa c'è qua con delle piccole torce. Tanto è lava, guardate. Ecco qua. Vediamo un po' cosa c'è. Oh god. Vediamo un pochettino. Dai, un diamante no, eh. Diamanti. Cerchiamo diamanti. No, non è che qua mi spinge. Vabbè ragazzi, a questo punto io vi dico che ritorniamo da dove siamo arrivati. Cioè da qua. Però prima togliamo sta lava, così ce lo togliamo dai piedi questo piccolo laghettino. E nel mentre che io prendo la redstone, vi dico che la puntata qui sta per finire. Abbiamo scoperto in questa puntata che dietro la redstone si nascondono i lapislazzuli. Oltre a questo che abbiamo visto che il canyon era lo stesso. Siamo scesi dal canyon. Iddio! Stavamo per morire a fine puntata, ma quindi, siccome non siamo morti, la puntata è finita e ci vediamo alla prossima con la nona puntata di Hardcore Minecraft. Alla prossima!